Ciao a tutti, sono Thomas De Gobbi, nella vita faccio il sassofonista, il DJ, coordino gli eventi nei quali mi chiamano per esibirmi, portando la mia personalità, il mio carisma e soprattutto la mia professionalità da ormai così tanti anni. Voglio iniziare pensando ora agli sposi, ai festeggiati, a chi mi ingaggia per il loro evento. E penso che amo emozionare le persone con qualche serenata suonata al sax o con qualche parola detta al momento giusto. Amo quando i vostri ospiti inizialmente mi guardano con un'aria un po' diffidente per poi venire ad abbracciarmi e a ringraziarmi per il lavoro egregiamente svolto a fine evento. Amo creare convivio ed armonia tra tutti gli ospiti presenti, sempre con stile ed eleganza. Amo vedere i vostri ospiti festeggiare e divertirsi in modo educato, riconoscendo e portando rispetto quindi al lavoro importante che sto facendo per loro. Amo arrivare distrutto a fine evento per l'impegno che ho dato, ma avere la ricompensa dei vostri abbracci e delle vostre strette di mano. Adesso voglio parlare del perché odio in parte questo lavoro. Odio le persone arroganti e maleducate in generale, che magari anche ti accolgono con quell'aria un po' dispregiativa. Odio chi tra i fornitori presenti non vada a rispettare per quanto più sia possibile il timing generale della giornata, mancando di rispetto così agli altri professionisti coinvolti e di conseguenza a tutti voi ospiti. Odio i ristoranti e i catering che ti danno il pasto come neanche alla Caritas, offendendo soprattutto chi paga per il nostro vitto ed esige che stiamo bene e trattati come un loro ospite. E se al mio posto ci fosse Vasco Rossi o Bob Sinclair, gli rispondereste e lo trattereste alla stessa maniera? Io personalmente porto il mio sorriso, la mia cordialità a tutti e vorrei essere ripagato con lo stesso atteggiamento. Ora, se hai piacere, riascoltati dall'inizio questo video per ricordarti perché amo il mio lavoro.